sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta la chiusura delle borse di oggi. Bentrovati, veniamo all'aggiornamento sulle borse in questo lunedì 11 maggio. Partiamo proprio oltreoceano. Standard & Poor's andamento positivo, 0,33 la percentuale, 7.423 la quota punti, 49.660 la quota punti per Dow Jones, anche in questo caso la percentuale in verde dello 0,09%, 0,11% per Nasdaq, una quota punti di 29.265, Russell 2000 2.882,12, 0,73 la percentuale. Vediamo l'indice della volatilità, il VIX, percentuale in verde 4,37%, 17,9 la quota. Valutario, spostiamoci a vedere il dollaro 97,8, euro dollaro 1,17, cambio sterlina dollaro 1,36. Volgiamo uno sguardo alle materie prime, partiamo dall'oro, al momento cresce la percentuale positiva dello 0,42 e siamo a 4.733 dollari all'oncia. 97 i dollari al barile per il petrolio, 2,75 la percentuale. Proseguo con i titoli di Stato, BTP Bund 73,670. Vediamo le criptovalute. Bitcoin, sia per Bitcoin che Ethereum, due percentuali negative, in rosso ve le leggo. Bitcoin meno 1,06%, meno 1,67% per Ethereum. I dollari per Ethereum sono 2.331, per i Bitcoin 81.281. Sono le 17.32, si sono quindi concluse da 2 minuti le contrattazioni in Piazza Affari. Vediamo questo lunedì 11 maggio come ci saluta. Partiamo dall'indice di casa nostra. Piazza Affari chiude così, quota punti di 49.636, percentuale positiva dello 0,70%. Chiude in rosso con un meno 0,76% il mercato francese, la quota punti per CAC 40 è 8.050. Ed è in rosso anche la chiusura per il mercato spagnolo, la quota punti di Bex 35 17.859, la percentuale meno 0,17. In verde il mercato tedesco, 0,07% per il DAX, 24.355 la quota. 10.269 la quota punti per UK 100, chiude in verde il mercato inglese 0,36%. E infine vediamo lo Stoxx 50 che ci racconta i 50 principali titoli europei, ci dà quindi una precisa percezione rispetto all'andamento di giornata e che ci dice che chiude in negativo, in rosso, meno 0,28% e con una quota punti di 5.894. E questi gli aggiornamenti, gli ultimi della giornata per questo lunedì 11 maggio. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di serata. Avete ascoltato La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con